Una giornata tutta dal sapore mediterraneo, quella di ieri, dedicata interamente all'arancia, frutto tipico della nostra terra. Nella Stoai della Progest di Agrigento, dopo il trofeo Aranciando Dolcemente che ha visto sfidarsi gli studenti degli istituti alberghieri della provincia, si è svolto un seminario sul tema dell'agrume tipico siciliano. Parliamo di arance, lo facciamo per il secondo anno, lo facciamo qui alle Stoai, è il frutto di stagione, è un modo per dire al consumatore consumiamo prodotti di stagione. Stiamo facendo questo convegno un po' mettendo assieme la storia, la cultura, perché poi agricoltura è storia nel nostro territorio. Il tema senza dubbio è un tema molto importante anche in un momento di crisi in cui sta versando l'agricoltura siciliana e non solo. L'intervento vuole essere anche un intervento un po' provocatorio perché sulla base anche di quello che è il dato oggettivo delle superfici destinate alla coltivazione degli agrumi ed in particolare alla coltivazione dell'arancia, si assiste dall'altro lato anche ad una notevole richiesta da parte, diciamo, dei mercati per quanto riguarda la qualità di un prodotto certificato e di un prodotto che notoriamente sotto il marchio ombrello Sicilia riesce a ad aprire delle brecce importanti verso i consumatori. Per quanto riguarda poi il comparto dell'agrumicoltura che interessa più che altro il riberese, è un elemento fondamentale nella formazione della produzione lorda vendibile, quindi del comparto, nella formazione del sistema economico generale. Però sono delle misure che hanno bisogno di essere delle culture che hanno bisogno di essere avvantaggiate, hanno bisogno di essere promulgate, hanno bisogno di essere studiate. Alla luce del fatto che la Comunità Europea già da qualche decennio ha istituito queste denominazioni di qualità che sinteticamente ricordiamo che sono le DOP, le IGT, le IGP, che tra l'altro ora verranno estesi pure a tante altre produzioni, comprese quelle vitivinicole, ha voluto proprio dare un segnale per riconoscere al meglio le nostre produzioni di qualità. Noi andiamo a monitorare i finanziamenti che le imprese del settore agrumicolo presentano, le istruiamo e nel caso in cui sono confacenti alle misure del PSR concediamo i finanziamenti. Lei nel particolare si occuperà di associazionismo e commercializzazione. In che senso? Nel senso di dimostrare nei fatti che i produttori agricoli possono associarsi fra di loro ed ambire a un rapporto diretto con la grande distribuzione organizzata che oggi rappresenta il principale mercato di sbocco. Il trucco è fondamentale nella distribuzione, quindi si chiamano lobby, io invece li chiamo mafia, che si può dire in televisione, ma sì, diciamolo, perché non è possibile che da 10 anni, 15 anni, che ogni volta, ogni anno c'è sta musica. È qualcuno che organizza le cose per evitare che noi possiamo spuntare un prezzo decoroso dalla nostra produzione. Io sono stato recentemente in Francia, la gente continua a coltivare, continua a vendere i suoi prodotti, solo che lì prima di importare deve essere venduta tutta la produzione nazionale, il che significa che c'è qualcosa che non gira giusto. E come combattere questo sistema? Non lo so, è un problema politico, non è un problema di giornalista. Non lo possiamo correggere né lei né io. A moderare il seminario sulle arance e i temi affrontati dai partecipanti è stata la nostra Margherita Trupiano. Sì, mi ritrovo a moderare questo seminario che è molto importante perché comunque punta sulle problematiche connesse ad una delle eccellenze del nostro territorio, l'arancia di Ribera. Ci saranno una serie di interventi che andranno a vedere un po' quali sono le necessità di intervento nel settore, la necessità che le aziende possano cooperare insieme e ancora l'utilizzo dei fondi strutturali, e ci sarà anche un intervento storico del professore Gaetano Basile, che tutti conosciamo, che farà un excursus, proprio un viaggio su quella che è l'enogastronomia, ma puntando all'arancia in Sicilia.